L'evento nasce in concomitanza con il ventennale dell'azienda ospedaliera Carlo Poma ed è il primo di una serie di eventi che intendono celebrare i 20 anni dell'azienda ospedaliera Carlo Poma e quindi intendono rassegnare di fatto quella che è la storia della nostra azienda con uno sguardo naturalmente rivolto al futuro e quindi a quello che sarà e quello che avverrà. In particolar modo anche la nostra azienda sarà coinvolta da una serie di evoluzioni e quindi l'ottica è quella di vedere il futuro considerando e conoscendo sempre il nostro passato e quello che siamo stati. Si inizia di fatto con la musica, con un evento promosso dall'Associazione Mozart di Mantova in collaborazione con l'azienda ospedaliera Carlo Poma, unitamente ad un'iniziativa che porterà alla raccolta di fondi per la costituzione della Casa del Volontariato. L'Associazione Mozart Italia, sede di Mantova, è nata a febbraio di quest'anno, 2015. Questo è l'ultimo concerto dell'annata, ci ha visti protagonisti sempre qui in Teatro Bibbiena a febbraio per il concerto inaugurale. Durante l'anno abbiamo fatto vari eventi anche particolari, l'ultimo la Tafelmusik, una cena di gala con intrattenimento musicale, e questa sera con Igor Cognolato, pianista di grande livello. Abbiamo questa sera Igor Cognolato, che è un caro amico oltretutto, che ha insegnato 11 anni a Trieste al Conservatorio e adesso insegna al Conservatorio di Venezia. È un artista che fa concerti solistici in tutta l'Europa e veramente sarà una bella serata e una bella occasione per ascoltarlo.